Dalla Corte Benedettine facciamo queste conclusioni con Franco Manzato, vicepresidente di Regione Veneto. L'amministratore unico di Veneto Agricoltura ha lanciato l'allarme prezzo pagato per le uve ai viticoltori che li sta mettendo in ginocchio. Sì, questo è un problema grosso, anche se la produttività, la produzione aumenta, però il prezzo del costo del vino è evidente che crea grossi problemi. L'azione che possiamo fare sono due sostanzialmente, una attraverso il piano di sviluppo rurale con un investimento importante sulle aziende, aumentando la percentuale di intervento della Regione sui singoli progetti da una parte, e poi la parte legata invece alla promozione a livello internazionale attraverso l'OCM Vino. Investiremo molte risorse, oltre 35 milioni di euro per i paesi terzi, e quindi cercheremo però di non fare un investimento a pioggia su tutte le produzioni del Veneto, ma sulle eccellenze per sfondare i mercati. Se dico Venezia Doc, Beh, si parla di una DOC che stiamo cercando di costruire per i prodotti monovarietali. E questo ci consente di unire la possibilità di promozione di prodotti che non sono legati specificatamente a un territorio, però sotto un brand che è conosciuto nel mondo. Quindi cerchiamo appunto di costruire quel percorso perché possa anche questo tipo di prodotto essere competitivo a livello mondiale. è proprio una conclusione, un commento su tutta questa campagna contro il vino. Beh, io non lo dico, l'ho sempre detto in maniera molto esplicita, è evidente che chi guida non deve bere, questo mi pare molto, molto chiaro, però la campagna contro il vino non mi vede assolutamente d'accordo, perché è un prodotto che è consumato da migliaia di anni, i veneti sanno consumare molto, molto bene il vino di qualità. Penso che faccia più danni l'utilizzo del cellulare mentre si guida piuttosto che il vino. Allora, io la ringrazio davvero per questi commenti, grazie al vicepresidente Franco Manzato. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte, tra poco con Gloria Tessarolo che ci parlerà di Prosecco.